Le associazioni Mare Nostrum e Legambiente chiedono all'autorità portuale di Sicilia che non venga rilasciata la concessione demaniale marittima dell'impianto di dissalazione a Porto Empedocle. Confermato il carcere per altri 4 indagati nell'inchiesta sulle famiglie mafiose di Porto Empedocle e Villa Seta. A Naro sgozzato un cane da un cittadino malese, nel tentativo parrebbe di mangiarselo. La Guardia di Finanza di Porto Empedocle riscontra irregolarità in una panineria di San Leone, era abusiva. Tante le novità per la festa dell'amicizia della DC a Ribera, ci sarà anche la presenza dell'ambasciatore iraniano in Italia. Riconoscimento alla Valle dei Templi di Agrigento, arriva l'iscrizione nel registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico. Si è svolta a Burgio la prima edizione del premio Ruggero Burgio, primo signore del paese, in collaborazione con l'Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici, premiata anche la nostra emittente per la sua presenza nel territorio da 45 anni. Amichevole tra l'Agragas e l'Empedoclina, ad Agrigento la prima scuola calcio femminile. Grande successo per la prima edizione del Menno la Festa ad Alessandria della Rocca. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi, giovedì 28 agosto. Il Comitato Mare Nostrum non arretra e non fa sconti, il dissalatore deve andare via dalla spiaggetta senza se e senza ma, con il conseguente ripristino dei luoghi, il servizio. Il Comitato Mare Nostrum di Porto Empedocle non arretra e non fa sconti, interviene anche lui sul dissalatore che deve andare via dalla spiaggetta senza se e senza ma, con conseguente ripristino dei luoghi. Al tempo stesso, afferma il Comitato Mare Nostrum, come previsto dalla fase 2 del progetto, il dissalatore fisso deve essere installato nella zona industriale ex ASI, ad est del porto, dove gran parte delle infrastrutture sono già esistenti e quindi riutilizzabili. E questo è in sintesi l'oggetto delle osservazioni avanzate dal Comitato Mare Nostrum in seguito alla richiesta presentata da Sicilia Acque SpA di rilascio ex articolo 36 della Code di navigazione, una concessione demaniale marittima per l'occupazione dell'area dove insiste il nuovo dissalatore Empedoclino. Il documento, sottoscritto come abbiamo già detto da Legambiente Agrigento, si sviluppa in 5 punti articolati che ne evidenziano le criticità di un'eventuale concessione per la vicinanza a uffici pubblici, scuole, abitazioni, non conformità urbanistica e paesaggistica, vicinanza al SIC Punta Grande, impatto ambientale del prelievo e scarico delle acque, danni alla Posidona oceanica, danni ai siti ovodeposizione delle tartarughe marine, mancanza di studi sulle correnti marine, mancanza di trasparenza e parere del Comune di Porto Empedocle. Il Comitato Mare Nostrum continua affermando come le obbligazioni di valutazione alternative e progettuali sulla base di questi punti espressi si richiede la valutazione giuridico-amministrativa ed economica circa la conflittualità di questa installazione a medio e lungo termine con la precauzione urbanistica non solo del Comune di Porto Empedocle ma dalla stessa DSP. Si raccomanda pertanto di richiedere formalmente alla società Sicilia Acque, con l'urgenza che il caso richiede, il cronoprogramma dettagliato con i tempi certi circa la dismissione del dissalatore mobile, con l'impegno che esso venga completamente smontato entro e non oltre il mese di giugno 2026 e di richiedere con le dismissioni del dissalatore mobile si proceda al recupero ambientale delle aree interessate con il pieno ripristino della spiaggia di Marinella, del tratto del demanio pubblico occupato, restituendoli all'uso originario e alla loro vocazione turistico-balneare in linea con la destinazione urbanistica attuale e alla programmazione di codesta a DSP. Anche Legambiente Agrigento interviene sulla concessione demaniale marittima nell'impianto di Porto Empedocle chiedendo che non venga rilasciata la concessione. Forte presa di posizione del Circolo Rabatti di Legambiente Agrigento che, coordinandosi con le altre
e con il Comitato Mare Nostrum ha presentato un'istanza formale all'autorità di sistema portuale del mare della Sicilia occidentale richiedendo il diniego della concessione demaniale marittima per l'impianto di dissalazione attualmente in funzione a Porto Empedocle. La richiesta si basa su una serie di gravi criticità che vanno dalla non conformità urbanistica e paesaggistica a un significativo impatto ambientale. L'impianto per Legambiente e le aree associazioni agrigentine è stato realizzato in un'area che risulta difforme rispetto ai piani regolatori vigenti e interferisce con la dismissione della vicina centrale Enel. La sua permanenza strutturale ne compromette la possibilità di intervenire in modo coerente con le esigenze della tutela ambientale e paesaggistica e lo sviluppo turistico del territorio. Al centro vi sono preoccupazioni ambientali, vi è l'impatto del prelievo e scarico delle acque. Legambiente segnala pertanto che l'acqua prelevata in ambito portuale può essere contaminata da metalli pesanti, idrocarburi e altri agenti, mentre lo scarico della salamoia ad alta salinità che conterrebbe le stesse sostanze inquinanti rappresenta un grave rischio per l'ecosistema marino. Questi effetti, continua Legambiente nella sua nota, prevedibili includono l'alterazione della biodiversità, il danneggiamento della pesca locale, la distruzione dei siti di ovodeposizione delle tartarughe marine caretta, la mancanza di studi sulle correnti marine, inoltre impedisce di prevedere la dispersione della salamoia. L'associazione Legambiente evidenzia i danni diretti alla Posidonia oceanica, un habitat marino protetto a livello europeo. Sia il prelievo di acqua che lo scarico di salamoia minacciano questa pianta marina fondamentale per la stabilità dei fondali e la produzione di ossigeno. Un altro punto sollevato da Legambiente è la mancanza di trasparenza da parte del comune empedoclino. Il fatto che l'impianto sia stato realizzato prima di un'istruttoria e senza tener conto delle richieste del comune crea un grave e inaccettabile condizionamento del Consiglio comunale. In conclusione, afferma Legambiente Agrigento, chiede l'immediato rilascio dell'area da parte della società occupante, in alternativa richiede l'inserimento del progetto in una valutazione ambientale integrata, la realizzazione di studi specifici, l'adozione di misure di mitigazione per la fauna marina e l'inquinamento acustico e visivo con il coinvolgimento della comunità locale e delle associazioni ambientaliste in un processo di consultazione pubblica. Confermato il carcere per altri 4 indagati della maxi inchiesta dei carabinieri del comando provinciale di Agrigento sulle famiglie mafiose di Villa Seta e Porto Empedocle. Il servizio. Confermato il carcere per altri 4 indagati della maxi inchiesta dei carabinieri del comando provinciale di Agrigento sulle famiglie mafiose di Villa Seta e Porto Empedocle. I giudici del Tribunale del Riesame di Palermo hanno rigettato i ricorsi della difesa confermando le misure cautelari nei confronti di Gaetano Licata di 42 anni di Agrigento, Alessandro Trupia di Agrigento di anni 36, Antonio Crapa di 54 anni originario di Favara e Salvatore Lombardo di Realmonte di 37 anni. Secondo gli investigatori, il Licata avrebbe avuto un ruolo di vertice nella cosca di Villa Seta, in particolare sarebbe stato il braccio destro del presunto boss Pietro Capraro. Trupia è ritenuto il capo, piazza dallo spaccio e avrebbe gestito la vendita al dettaglio degli stupefacenti. Anche Crapa sarebbe coinvolto nel traffico di droga, mentre Lombardo avrebbe custodito l'arsenale. Per gli inquirenti, i clan di Agrigento, Villa Seta e Porto Empedocle avrebbero stretto un'alleanza organizzando lo spaccio di droga e mantenendo il controllo del territorio con la sua disponibilità delle armi di guerra, tra cui il fucile mitragliatore Kalashnikov sequestrato in un terreno di Realmonte durante le perquisizioni dello scorso luglio. Le indagini, ricordiamo, sono state condotte dai carabinieri nelle varie operazioni dello scorso 17 dicembre 2024, 13 gennaio e la terza il 10 luglio.
Il 15 settembre 2025, dinanzi al giudice per le udienze preliminari, compariranno i 54 imputati sui quali pende l'istanza di rinvio a giudizio. Orrore a Naro, in provincia di Agrigento, dove un cittadino extracomunitario ha sgozzato in strada un cane, pare nel tentativo di mangiarlo. Una scena raccapricciante a cui hanno assistito alcuni cittadini che hanno immediatamente dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno bloccato il 27enne originario del Mali e già noto alle forze dell'ordine. Deve rispondere adesso di uccisione di animali. Lo straniero è stato bloccato e accompagnato al CPR di Caltanissetta 7 giorni fa. Questa persona aveva anche bruciato con dell'olio bollente un povero cane randaggio e anche allora erano intervenuti i carabinieri aggrediti dall'extracomunitario, ha detto Enrico Rizzi, attivista per i diritti degli animali. L'uomo era stato arrestato e subito liberato dalla magistratura. Tornato in strada, ha preso un altro cane randaggio e lo ha sgozzato. Deve essere rimandato a casa. Ha rischiato la vita dopo essere rimasto folgorato da una scarica elettrica mentre si trovava sotto la doccia in una residenza di Lampedusa. Si tratta di un turista in vacanza sulla più grande spiaggia delle Pelagie. L'uomo è stato soccorso dopo la segnalazione della moglie e degli operatori del 118. I sanitari intervenuti hanno eseguito le prime manovre di rianimazione e disposto il trasferimento d'urgenza con levi soccorso all'ospedale di Agrigento. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. Il personale della sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Porto Empedocle ha controllato e sanzionato una panineria a pochi passi dal mare di San Leone. Durante l'ispezione sono state riscontrate varie irregolarità. Alcuni prodotti alimentari erano privi di tracciabilità e sono stati quindi sequestrati e distrutti, mentre l'attività risultava priva della concessione demaniale e quindi abusiva. Al titolare è stata anche inflitta una multa di 4.500 euro da parte della Guardia di Finanza. Passiamo alle notizie di politica. Si terrà a Ribera dal 3 al 5 ottobre la festa dell'amicizia 2025 della Democrazia Cristiana, un momento di confronto politico e non solo. Tra le novità annunciate la presenza dell'ambasciatore iraniano per l'Italia per partecipare a una tavola rotonda sulla pace fortemente voluta da Francesca Donato, già europarlamentare. Sentiamo le interviste. Onorevole Pace, a Ribera prossimamente la nuova edizione della festa dell'amicizia, se ci vuole anticipare qualche iniziativa? Sarà il 3, il 4 e il 5 ottobre, venerdì, sabato e domenica. La festa dell'amicizia è sempre un mix fra momenti di festa, di goliardia, con spettacoli musicali, talvolta anche di altissimo livello, con lo street food, quindi ci sarà la possibilità anche di degustare nel corso principale i nostri prodotti, e poi chiaramente momenti tematici molto importanti. Quest'anno abbiamo credo 10 o 11 tavoli tematici che vanno dalla sanità all'insularità, insomma l'agricoltura chiaramente non può mancare come tema, e in ogni tavolo tematico i relatori non sono democratici cristiani, noi siamo semplicemente gli organizzatori, ma sentiremo parlare i tecnici, gli esperti, ma sentiremo parlare anche esponenti di altri partiti, non necessariamente della nostra coalizione, perché a noi piace il confronto. Dovremmo avere la presenza dell'ambasciatore iraniano, ma di questo forse è meglio che ne parli l'onorevole Francesca Donato, che così come abbiamo fatto nella nostra prima edizione quando abbiamo ospitato il console russo, dà sempre adito a critiche, a momenti di speculazione politica, ma sono momenti di approfondimento che comunque qualificano la festa dell'amicizia. Un partito che nasce da un paio d'anni ma che cresce notevolmente nel territorio, non solo agrigentino ma tutto siciliano. Ma guardi, in Parlamento siamo arrivati a 7 parlamentari, non è escluso che nelle prossime settimane il gruppo parlamentare all'Arse potrebbe crescere ancora, ma la cosa che ci inorgoglisce, per questo dobbiamo
applaudire e ringraziare, non so cosa dire, l'infaticabile lavoro del segretario nazionale Toto Cuffaro, e che ormai siamo radicati in tutti i comuni siciliani, ma non soltanto quelli siciliani, dove abbiamo la presenza di sindaci, di assessori, di tantissimi consiglieri comunali, abbiamo superato quota 500 consiglieri comunali, ma soprattutto siamo radicati con la presenza del partito, perché facciamo i congressi in ogni singolo comune. Adesso stiamo facendo questa intervista ad Alessandria della Rocca, e circa un anno fa anche ad Alessandria della Rocca, un piccolo comune dell'entroterra, si è celebrato il congresso sezionale locale della Democrazia Cristiana, dove sono stati democraticamente eletti e non nominati il segretario, il vice segretario, il segretario organizzativo, il direttivo. Quindi la Democrazia Cristiana è presente, ci mettiamo a disposizione dei territori sapendo che abbiamo i nostri limiti, abbiamo i nostri difetti, ma come un partito aperto, libero e plurale siamo a disposizione per cercare di risolvere le tante questioni che attanagliano la Sicilia. Parliamo della festa dell'amicizia, so che, come ci ha anticipato l'onorevole Pace, grazie anche al suo impegno potrebbe essere presente l'ambasciatore iraniano. Sì, alla nostra kermesse di partito che si svolgerà dal 3 al 5 ottobre a Ribera. Ci saranno come sempre molti tavoli tematici in cui verranno discussi dei temi di interesse nazionale, e il mio contributo sarà quello di organizzare e moderare un tavolo sulla pace, il disarmo e il diritto internazionale, al quale interverranno ospiti di grande rilievo come dei professori universitari di Padova e di Milano in diritto internazionale, diritti umani, un ingegnere nucleare specialista nella trasformazione delle bombe nucleari in energia, e infine l'ospite d'onore sarà proprio l'ambasciatore iraniano per l'Italia, il quale ci darà il punto di vista del governo iraniano su tutto quello che è accaduto recentemente negli ultimi mesi proprio a causa del programma di arricchimento dell'uranio del governo iraniano. Quindi credo che sarà un dibattito davvero molto interessante. La Valle dei Templi di Agrigento ha ottenuto un nuovo prestigioso riconoscimento. Adesso arriva l'iscrizione nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico di Servizio. La Valle dei Templi di Agrigento ha ottenuto un nuovo prestigioso riconoscimento dopo il Premio Nazionale del Paesaggio nel 2017, ottenuto con il progetto Agrigentium Landscape Regeneration. Adesso arriva quello dell'iscrizione nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico, un'area di oltre 300 ettari che conserva intatto il paesaggio unico descritto da Pirandello come un bosco di mandorli e di ulivi, testimonianza millenaria delle pratiche agricole e delle fonti di acqua utilizzate dagli antichi greci. Il traguardo è il risultato di un'eccezionale collaborazione tra il Parco Archeologico, la Società Terra del Barone e il FAI, Fondo Ambiente Italiano, un esempio di come la cooperazione tra pubblico, privato e terzo settore possa portare a risultati significativi per la crescita del nostro territorio. Proporre un'offerta integrata del territorio consentirà di accrescere l'attrattività turistica con un effetto moltiplicatore, e quanto affermato dal presidente della regione siciliana Renato Schifani, aggiungere un tematismo come quello della sostenibilità rurale a un'area oggi conosciuta prevalentemente per il suo inestimabile valore archeologico, che già peraltro sito UNESCO è un valore aggiunto che può portare ulteriori positive ricadute economiche e incrementare i flussi di visitatori. La chiesa di San Luca a Burgio ha ospitato la prima edizione del premio Ruggero Burgio, realizzato con il patrocinio dell'Arcidiocesi di Agrigento, Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici. L'iniziativa è stata promossa da Vito Ferrandelli, presidente dell'Associazione Pro Muceb Museo della Ceramica di Burgio, e Antonino Sala, storico editorialista del quotidiano L'Opinione della Libertà. Tra i premiati anche la nostra emittente per la sua presenza nel territorio da 45 anni. Il servizio.
La prima edizione del premio Ruggero Burgio 2025, realizzato con il patrocinio dell'Ufficio Beni Culturali dell'Arcidiocesi di Agrigento, è stato un evento seguito e apprezzato anche per il tema scelto, ovvero un patrimonio storico-culturale da vivere e custodire. Il premio, ospitato nella chiesa di San Luca, ha reso omaggio a Ruggero Burgio, primo signore del paese dopo la riconquista cristiana della Sicilia, battezzato da San Gerlando. L'iniziativa è stata promossa da Vito Ferrantelli, presidente dell'Associazione Museo della Ceramica di Burgio, e Antonio Sala, storico editorialista del Quotidiano Nazionale delle Libertà e presidente dell'Accademia San Nicolò. A selezionare i premiati è stata una giuria composta da autorevoli figure del panorama culturale. Un riconoscimento è stato assegnato anche alla nostra emittente. Tra i premiati, infatti, il direttore di TVA Arturo Cantella e la collega Margherita Trupiano. Oggi, nella meravigliosa cornice della chiesa di San Luca, diamo il battesimo ad una nuova importante iniziativa culturale, il premio Ruggero Burgio, un premio che richiama il nome del fondatore, del signore di Burgio, nonno di San Nicasio Burgio, nonché primo battezzato di Burgio da San Gerlando nella cattedrale di Sciacca. È una iniziativa che vuole celebrare il concetto di cultura inteso nella duplice accezione, da un lato quella antropologica che richiama, no, fa riferimento a quello che può essere la vita di un popolo, di una comunità e quindi alle tradizioni, alla storia, ai linguaggi, e l'altro concetto di cultura un po' più elevata che attiene al pensiero, al sapere, alla conoscenza. Ebbene, noi oggi in questa manifestazione da un lato vogliamo dare rilevanza a quella che, a quello che sono le eccellenze di Burgio, quindi da un lato l'artigianato, la tradizione ceramica e l'arte campanaria, e dall'altro vogliamo dare appunto visibilità, vogliamo dare diffusione alle bellezze artistiche che ci sono nella nostra cittadina, come in questo caso la chiesa di San Luca. Darete anche del riconoscimento. Poi ovviamente sarà l'occasione per esprimere una sorta di riconoscimento verso tante personalità del nostro territorio che si impegnano grazie alle loro produzioni artistiche o letterarie e che contribuiscono a portare alto il nome e la cultura del nostro territorio. Con questo premio abbiamo voluto dare un segnale alla cultura che si autosostiene, perché abbiamo deciso di non usufruire di fondi pubblici ma di essere autonomi rispetto al pubblico, perché la vera cultura si deve anche autosostenere. Con il premio Burgio premieremo con dei riconoscimenti delle eccellenze che sono sia siciliane che nazionali che anche internazionali, perché abbiamo istituito una sezione che si intitola Burgio nel mondo, che premierà una personalità che dall'altra parte dell'oceano, precisamente a New York, con la Fondazione Italiana di Cultura Casa Belvedere, ha sviluppato una serie di grandi iniziative che hanno promosso la Sicilia, Burgio e l'Italia nel mondo e precisamente negli Stati Uniti. Questo ci dà l'idea di un'identità che costruiamo, ma soprattutto che è dinamica, aperta e capace di interagire con mondi e culture lontane ma vicine anche allo stesso tempo.
Stasera, quarto appuntamento del progetto La Via degli Aromi presso il Giardino del Mudia al Museo Diocesano. Tra gli interventi quello di Don Vincenzo Lombino su Cristo Re e le sue erbe, di Paolo Buongiorno, farmacista galenico, sull'uso delle erbe in campo medico nel rispetto della salute. Al termine sarà offerta una degustazione di prodotti tipici del territorio, momento conviviale per condividere insieme i sapori e i valori delle nostre radici. Passiamo allo sport, vediamo questo servizio curato da Carmelo Lentini, dedicato all'amichevole tra l'Akragas e l'SP, che all'Esseneto ha lottato con la giovane compagine dell'Empedoclina, del tecnico Mariano Cordaro. Tra le novità anche quella della nascita di Agrigento della prima scuola calcio femminile Atletico Agrigento, che avrà come tecnico Carmelina Ciranna, ex calciatrice di Serie A femminile. Ce ne parla il collega Carmelo Lentini. Altro galoppo congiunto dell'Akragas che all'Esseneto ha lottato con la giovane compagine dell'Empedoclina del tecnico Mariano Cordaro. Biancazzurra avanti nella preparazione predisposta da Sepi Catania e ben 6 reti quelle siglate nei 3 tempi programmati di 30 minuti ciascuno. La parte del Leone è stata dell'attaccante Lopez, autore di una tripletta, poi ci sono state le reti di Gambino, di Jama e Rodrigo Ioboa. In evidenza diversi giovani Granata che hanno ceduto alla distanza ma che hanno mostrato una buona intelaiatura tecnica, e poi alcuni biancazzurri tra i quali spicca il giocatore Andrea Nobile. L'appuntamento con il rettangolo di gioco adesso è fissato per sabato prossimo, quando a scendere in campo sarà la Margheritese, compagine che milita nel campionato di promozione e che è guidata da Giuseppe Gerardi. Intanto nasce ad Agrigento la prima scuola calcio femminile, Atletico Agrigento, che avrà come tecnico Carmelinda Ciranna. Si tratta dell'ex calciatrice di Serie A femminile in possesso del patentino UEFA C. Il primo appuntamento con le ragazze che intendono avvicinarsi al mondo del calcio è fissato per il prossimo 9 settembre. Gli allenamenti avverranno nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16 alle 19 nella struttura della Villa del Sole. Linea alla regia per la pubblicità. E si è svolta ad Alessandria della Rocca la prima edizione del Menno la Feste, tra sapori, tradizione e promozione del territorio e qualità. Vediamo questo ampio servizio. Appuntamento importante, una dei giorni dedicata alla mandorla qui ad Alessandria della Rocca con la Menno la Feste. Noi vogliamo rilanciare di nuovo questo frutto perché nel passato questo frutto ha rappresentato un'economia molto importante. Diciamo che era la produzione principale per Alessandria della Rocca, dove ha creato un reddito non indifferente. Poi per un ventennio devo dire che purtroppo con il rinnovo delle piante, anche perché c'è stata una conversione verso le pesche, diciamo che questa produzione si è un po' abbandonata, anche se alcuni ancora praticamente la producevano. Oggi noi abbiamo visto, in particolare in questi ultimi 5 anni, che c'è di nuovo un incremento molto importante. Sicuramente sarà legato anche a un fattore commerciale, perché chi lavora giustamente deve creare il reddito, e noi proprio con questa edizione abbiamo voluto rilanciare il prodotto perché è un prodotto che ha una peculiarità molto importante anche dovuto alle proprie proprietà organolettiche. Siamo qui per rilanciare il nostro paese. Alessandria della Rocca vive, abbiamo dato, diciamo, se così possiamo dire, un bello scossone e devo dire che si sta creando un clima di ottimismo propositivo. Quindi io voglio ringraziare veramente gli alessandrini che stanno rispondendo nei confronti della
l'amministrazione comunale in maniera molto positiva. Quindi un grazie a voi tutti e alla vostra emittente che ci permette anche di fare conoscere il nostro prodotto altrove. C'è anche un programma ricco e vasto della 2 giorni. Sì, il programma si articola in 2 giorni, domani ci sarà uno spettacolo pure attraverso uno spettacolo musicale, quindi pensiamo noi che ci sarà una partecipazione molto importante e poi ci sono anche altre attività. Noi abbiamo avuto pure un prete molto conosciuto nel Perù perché è stato un missionario alessandrino e in occasione proprio di questo evento stiamo presentando un libro della storia del padre Bernardino Ferraro. Devo dire che già ricordo ero piccolissimo, io e tutti parlavano di questo prete missionario che era andato in Perù. Ora il mondo si è globalizzato, è più facile viaggiare, è più facile praticamente raggiungere altre nazioni. Allora invece era qualcosa di straordinario. Quindi i familiari hanno pensato di pubblicare questo libro e l'amministrazione comunale ha voluto accogliere praticamente questa iniziativa che per noi è importante. È il primo Mennola Fest dove cerchiamo in tutti i modi di valorizzare il nostro prodotto, che è la mennola. Sia lungo un percorso di dolce che lungo un percorso salato. È importante per noi perché cerchiamo di dare visibilità a questo paese e visibilità soprattutto ai nostri prodotti a chilometro zero. Quindi speriamo che tutto vada bene. Auguro a tutti una buona sagra del Mennola Fest. Sarà anche una degustazione ovviamente. Ovviamente sì, c'è un percorso dove ci saranno degli show cooking sia oggi che domani e poi c'è un percorso dove chiunque può assaggiare o il salato se piace il salato o il dolce se piace il dolce, tutto a base di mandorla. Ogni prodotto deve contenere la nostra mandorla locale. È un momento di crescita e si rivalutano le tradizioni di un tempo che ogni comune dovrebbe riprendere. Alessandria, come altri comuni, è d'esempio, per questo è giusto ringraziare il sindaco Mangione e l'assessore Aliotta che hanno voluto fortemente questo momento. Io critico chi dice che questi sono feste. No, non sono feste o non sono nemmeno soldi buttati al vento, sono soldi investiti per il territorio. Innanzitutto perché si pone per alcuni giorni al centro la comunità, il sentimento e il valore della comunità che purtroppo si sta perdendo, l'identità, in questo caso l'identità alessandrina, ma tutte queste iniziative nei comuni siciliani, soprattutto nei comuni dell'entroterra, altro che non fanno che valutare in positivo gli sforzi della Sicilia. Noi come regione siciliana, per quel che possiamo, ci sforziamo di essere vicini a queste comunità. Vicini per queste iniziative che, ripeto, sono un orgoglio per l'identità siciliana. Oggi presente qui a questa iniziativa, lei ha voluto dare il suo apporto anche forte dell'esperienza di europarlamentare? Sì, senz'altro, è una bellissima occasione per vedere questo centro meraviglioso, Alessandria della Rocca, grazie all'invito del sindaco Salvatore Mangione. Per me è sempre un'emozione partecipare a questi eventi della Sicilia autentica che rinnovano la nostra cultura, il nostro patrimonio agroalimentare, le nostre tradizioni storiche e culturali, e quindi sono davvero felice di essere qui oggi, tra l'altro anche in rappresentanza ufficialmente in missione per l'assessorato per le autonomie locali e la funzione pubblica, e porto naturalmente i saluti dell'assessore Andrea Messina e quindi insomma sono davvero onorata di essere qui vostra ospite. E ha voluto portare qui ad Alessandria il saluto dell'amministrazione comunale. Ricordiamo che precedentemente voi siete stati impegnati con la valorizzazione della pesca del bivono, ora qui con quello della Mennola Fest. Sì, certamente. La condivisione all'interno di un piccolo territorio come il nostro, che ci vede vicini al comune di Alessandria della Rocca, non potevamo non essere presenti all'inaugurazione di questo importante evento, che penso che la mandorla sia l'elemento identificativo del comune di Alessandria della Rocca. Il comune di Alessandria della Rocca è un comune a noi vicinore e ci permette, diciamo, di avere questa collaborazione forte che esalta l'identità territoriale. Per noi raccogliere l'invito da parte del sindaco Salvatore Mangione non è stato difficile, abbiamo voluto sosteniamo tutte le attività
e le iniziative presenti all'interno del territorio. C'è una forte collaborazione, il Comune di Alessandria alla Rocca fa parte dell'Unione dei Comuni e come tale ci vede vicini nel collaborare anche negli eventi culturali come questo. Presidente, oggi questa Mennola Fest e c'è anche l'inaugurazione di questo museo dedicato alla civiltà contadina. Sì, un'idea che parte dal Consiglio di Biblioteca, che è stata supportata dall'amministrazione comunale. Abbiamo voluto mostrare quelli che erano gli attrezzi, tutta l'utensileria propria della civiltà contadina, per ricordare anche antiche tradizioni che ormai sono in disuso, quindi questi utensili sono dei veri e propri pezzi, diciamo, da museo. Un ringraziamento particolare voglio fare a chi si è dedicato con anima e passione alla cura di questo posto, quindi di questa mostra, curandone, diciamo, tutti i dettagli che vedete, che avete modo di vedere, in particolare uno storico del nostro paese, della cultura locale, qual è l'avvocato Raineri, che assieme alla moglie hanno curato tutta la storia, le didascalie di tutta l'utensileria, ma anche la signora Tullia Russo, il marito Franco Russa, la professoressa Costa e tanti altri. Inauguriamo oggi questa mostra, ci sono degli orari per cui sicuramente sappiamo che riscuoterà il successo dovuto. Grazie ancora a tutti. Il Consiglio di Biblioteca mi ha coinvolto pure per l'allestimento della mostra. Abbiamo coinvolto tanti cittadini che si sono prodigati a prestarci, tra virgolette, arnesi e attrezzi da lavoro, e ripercorriamo appunto tutto quello che è stata la cultura contadina alessandrina, con arnesi che riguardano principalmente anche la raccolta delle mandorle, le fave, il frumento e quant'altro, l'uva. E poi ci sono vari attrezzi che adoperati in cucina, quale l'arbigio. Abbiamo allestito anche un piccolo focolare domestico con l'antica braciera, il tancino, dico in termini prettamente siciliani nostri. Cianciana è presente perché con Alessandria siamo due paesi vicini e quindi il rispetto del territorio e anche delle tradizioni è giusto. Il sindaco di Alessandria della Rocca nell'inaugurazione anche della nostra sagra per quanto riguarda i Antichi erano presenti anche agli altri sindaci, quindi quando c'è di promuovere una cosa al territorio, tutti i sindaci del territorio siamo sempre presenti. Una besciamella arricchita con la pasta di mandorle, quindi questo che va a avvolgere poi il cannellone. E infine sopra andremo a mettere due salse che sono una fonduta di caciocavallo e una salsa di peperone arrostito, molto semplice ma che dà un carattere in più all'agnello e alla mandorla, che poi si sposa bene con tutto e lega il tutto. E oggi presenteremo due piatti, io e la mia compagna che è Anita, che è una super pasticcera. Presenteremo un cannolo ripieno di agnello e mandorle, una besciamella alla mandorla, e viene infornato e poi servito con una crema di peperone e una fonduta di formaggio di Montisicani. Mentre per il dolce ve lo racconta Anita. Allora, è un frangipane alla mandorla con una crema al cioccolato bianco e limone, una lemon card e delle mandorle caramellate. La mandorla è molto usata nella pasticceria e nella gelateria. Poi a me piace un sacco usarla, sia per quanto riguarda la tradizione che mi porta a quello, e poi credo sia un ingrediente molto versatile. La mandorla è entrata un po' in tutte le cucine d'Italia e del mondo, è un prodotto super versatile che dà pienezza al piatto, dà questa parte molto aromatica, molto
molto grassa ma magra allo stesso tempo, quindi versatile sia per il dolce che per il salato. Questa sono mandorle tostate, la lavorazione è un pochettino, diciamo, è lunga, però sono molto buone, da assaggiare sicuramente. La ricetta non la possiamo dare, naturalmente. E allora che ci siamo venuti a fare qua? No, mandorla, c'è la mandorla di Alessandria della Rocca. Un po' di farina, poi c'è lo zucchero e basta, non possiamo dire altri segreti, perché non possiamo svelare. E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle ore 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.